una serata bella, intensa, particolare, e io faccio un ringraziamento personale. Ringrazio Marinella Mantovani che mi ha chiamato perché mi ha voluto coinvolgere in questa serata qua, che mi ha emozionato, ed è un mio personalissimo ringraziamento a tutti i volontari. Vi voglio bene, davvero. E a questi volontari io pregherei di venire qua sul palco, perché è giusto, tutta questa sera ne abbiamo parlato. Ringraziamo gli amministratori, perché ricordiamo che senza gli amministratori sensibili a questi temi è difficile fare cose importanti come stanno facendo officine sociali. Poi volevo chiamare qua sul palco, a rappresentanza dei gruppi che si sono esibiti questa sera, i maestri, quindi Mario Parenti, se può venire qua sul palco, Marinella Smiderle, Marco Ruzza e Gillo Turolla a rappresentanza di Notte d'Argilla. Signori, sono qua, guarda di qua. Abbiamo visto il filmato, abbiamo visto quanto ci ha commosso, penso che loro siano molto più coinvolti di noi, hanno veramente un lavoro importante, gravoso, e come detto prima un mio personalissimo ringraziamento, e penso che il ringraziamento di tutta la sala. Bravi, grazie veramente. Devo salire anche i maestri a ricevere l'applauso. Prego maestri, ecco il maestro Parenti, maestro Ruzza, Gildo Turolla e Marinella Smiderle. Eccoli qua. Sono i protagonisti di una serata, spero che vi sia entrata nel cuore. È la signora Massarenti, Anna Chiara. Grazie a voi, grazie veramente di cuore, sentito da tutti noi, e speriamo che, come detto con i nostri noti, riusciamo un giorno a trovare il ganglio che c'è nel nostro cervello e che possiamo debellare questa malattia tremenda che colpisce non solo i malati ma soprattutto le famiglie. E io non mi scuso se ho sbagliato qualche congiuntivo, qualche condizionale, può succedere perché è bello della diretta, però io difficilmente mi emoziono. Questa sera mi sono emozionato, scusate.